Buongiorno a tutti e bentrovati alla Cucina del Cuore. Come promesso abbiamo fatto la settimana scorsa i panini per le panelle, adesso vi propongo le panelle ed ecco qua la panella col panino. Vi rimando subito alla ricetta. Quindi iniziamo andando a setacciare la nostra farina di ceci. Mi raccomando, il passaggio del setaccio è fondamentale perché la farina di ceci è molto predisposta a fare formare i grumi, che a noi non servono assolutissimamente per formare le panelle. Altro passaggio fondamentale per la buona riuscita delle nostre panelle è l'acqua, l'inserimento dell'acqua che deve essere a temperatura ambiente e deve essere 3 volte il peso della farina di ceci, quindi io ne andrò a utilizzare 1,5 litri e la inserirò poco alla volta in tal modo che la farina di ceci si idrati molto lentamente. Aggiustate di sale e di pepe a piacere e preparatevi del prezzemolo che ahimè alla fine ho dimenticato di mettere, però c'è chi lo mette e chi no, quindi non è così brutta come cosa. Prima di prepararvi per la cottura vi consiglio di andare a foderare uno stampo da plum cake con della carta da forno. Quindi andate a trasferire il composto di farina di ceci e acqua in una pentola capiente. E passiamo alla cottura, che è fondamentale anche per la buona riuscita delle panelle. Quindi accendete la fiamma. Io calcolate che ho la cucina ad induzione e l'ho messa a 6,5 di un massimo di 9, quindi sopra la media, e mescolate in continuazione con un frustino, scusate. Quando vedete che il composto si inizia ad indurire, come in questo caso, togliete il frustino e iniziate a mescolare con un mestolo di legno. Abbassate di pochino anche la fiamma. In questo modo non dovete mai fermarvi. Diciamo che vi stancherà un po' il braccio, ma poi ne varrà la pena perché le panelle sono buonissime, come ben sapete voi siciliani, e se non l'avete mai assaggiate vi consiglio di provarle perché sono la fine del mondo. Adesso, dopo che inizia a sbuffare, detto in gergo siciliano in questo modo, guardate, questo è uno sbuffo, mescolate ancora per un paio di minuti, per 2 minuti esatti, e spegnete la fiamma. Ed ecco le nostre panelle pronte, si può dire pronte, l'impasto. Adesso andiamolo a trasferire in uno stampo da plum cake, come vi ho detto prima, della misura di 30 x 12 cm, e andate ad inserirlo poco alla volta e premuratevi di andarlo a schiacciare sempre, perché altrimenti vi resteranno dei foretti dentro che non servono a noi. Quindi inseriteli tutto il composto e andate a livellare la superficie in questo modo. Per essere ancora più sicuri che il vostro composto per le panelle si schiacci bene all'interno dello stampo, andate a prendere un po' di carta da forno, posizionatela sopra e aiutandovi con un tarocco con le mani, ma attenzione che vi bruciate perché è il caldo, perché mi raccomando deve essere versato subitissimo da caldo il composto, oppure con qualsiasi cosa andate a premerlo in questo modo. E adesso deve riposare per 4-5 ore a temperatura ambiente.
Vi consiglio per la pulizia del pentolino di andarlo a mettere sul fuoco con dell'acqua e aceto e lasciarlo sobbollire così per un paio di minuti. In questo modo si staccherà tutto il composto facilmente. Purtroppo, come vi ho detto prima, ho dimenticato il prezzemolo, ma non fa niente. Adesso andate a rovesciare la vostra panellona in un tagliere e eliminate la carta da forno e iniziate a tagliarlo così da andare a formare le nostre panelle. Ecco, adesso un altro punto clou: non si ha una misura esatta per la forma delle panelle. Io l'ho fatta di 3 mm, ma forse era meglio se le facevo di 5, anche se vi devo dire che sembravano delle patatine fritte perché erano croccantissime e buonissime. Quindi fatele su per giù di 5, di mezzo centimetro circa. Ecco, e quindi ogni volta che aspettate che vi faccio vedere anche l'interno, ecco, così, ogni volta che andrete ad utilizzare il coltello per il taglio vi consiglio di pulirlo con un po' di carta da forno. Se volete potete rifilare i bordi per rendere le panelle rettangolari, ma io sinceramente ne ho fatto un paio per farle vedere a voi, poi le ho tagliate tutte della forma del plum cake perché era un peccato, ecco, andare a avere tutto questo rimasuglio, tutto questo resto di... alla fine serve per mangiare noi a casa e quindi ci accontentiamo, no? Comunque sono lo stesso belle. Questa è la forma che dovrete ottenere. Come vedete le ho fatte sottilissime, ma poi decidete voi la grossezza che devono avere, lo spessore, non la grossezza, e continuate così per tutte le panelle. Quindi andatelo a mettere su un vassoio e vi consiglio di mettere sempre uno strato di carta da cucina sotto perché le panelle rilasciano liquidi e in questo modo rimangono asciutte, e le mettete in frigo fino all'utilizzo. Quindi occupiamoci della frittura. Io ho utilizzato dell'olio di semi di arachidi, sapete che preferisco utilizzare questo per la frittura, e ho riscaldato l'olio a 190-200 gradi. Mi raccomando, è fondamentale per non far inzuppare le vostre panelle di olio. Se non avete il termometro della cucina, fate la prova con un paio di resti delle vostre panelle prima di mettere quelle. Se vedete che non escono unte d'olio, continuate così con la frittura e friggiamole tutte. Per la frittura ci vorranno 4-5 minuti a panella, ma sempre dipende dallo spessore che avete dato, quindi regolatevi voi, devono essere ben dorate. Ovviamente con le panelle non potevano mancare i panini al sesamo per le panelle, che troverete nella ricetta precedente, di cui vi lascio il link sia nell'info box sia qua sopra nelle info. Vi ricordo che le panelle si possono conservare in frigo per un paio di giorni, 2-3 giorni, anche 4 diciamo, e vi sconsiglio di andarle a friggere prima e poi servirle dopo un paio di ore. No, perché non sono buone. Le panelle vanno fritte al momento e servite al momento, quindi si mangiano da calde, ragazzi, mi raccomando. Adesso vi mostro l'importanza della temperatura dell'olio. Guardate qui, vi faccio vedere che non sono per niente unte. Questo dipende dalla giusta temperatura con la quale andrete a friggere non solo le panelle ma qualsiasi tipo di alimento. E visto che l'altra volta non sono riuscito a farvi vedere l'interno del panino della panella, ve lo faccio vedere questa volta. Guardate quanto è bello soffice, e vado ad aprirlo a metà e a mettere dentro 4-5 panelle. In questo modo aggiustiamo di sale e di pepe. Per chi volesse in originalia viene messo il limone, il succo del limone, e siamo pronti per andare a assaggiare la nostra panella. E adesso andiamo a fare la prova assaggio. Puoi farla tu? Nel frattempo che si finisca
finiscono di friggere io faccio la prova assaggio. Voglio fare vedere quando è morbido e la panella croccante. Ovviamente c'è chi mette del limone. Salute. Guardate che buono. Spero che anche questa video ricetta vi sia utile, vi sia piaciuta. Come sempre vi ricordo di inviarmi le foto, aspettate che giro, le foto su Facebook o su Instagram o su Pinterest, mi trovate pure, ma io sotto adesso vi metterò la mia email, così se rifate le mie ricette potete inviarmi le foto anche lì. Vi ringrazio ancora tutti per aver seguito il video fino alla fine. Alla prossima video ricetta dalla cucina del cuore. Ciao!